Da dove posso partire a raccontare la storia di Gares? La bella di Gares è piantata da me. Io sono venuta a lavorare la prima volta in baita qui dalla zia Luisa nel 1972. Non ha futuro chi non conosce la propria storia. Noi siamo arrivati nel 72, dopo che si sta su Gerardo, Leo, con la compagnia sua che ha aperto. Questa fossa in un casson di legno di Valerio da Pons chiuse son l'ossa. E alla fine si svegliava alle 4 del mattino per andare a fare le passeggiate. Senza acqua, senza strada, senza telefono, senza luce. E allora hanno fatto i nostri sacrifici. Il signore che doveva concedermi a casa si era impaurito talmente tanto che se ci scappa in casa sarà... C'è persone qui del paese, di Gares, che guardava del rio de tendine. I vedevamo che era contenti a vederli, perché sapeva che erano gente del paese che aveva portato il sorriso in montagna. Cara Esther, ti scrivo dopo tanto tempo per raccontarti una storia che tu conosci e che parte dal luogo in cui sono nato, Campagnola. Diciamo che Campagnola non è proprio una metropoli. Se ti impegni in bicicletta, in 2 minuti e mezzo l'hai già attraversata. Gente di campagna, un paesetto che dalla povertà pian piano è cresciuto tra il commercio e l'industria. Eppure non ci manca nulla. La nostra chiesa che fa centro della frazione, la storia che ci parla di tante cose. A proposito, questo è Leo, il nostro storico. Sta da tanti anni facendo un documentario. Chissà quando uscirà sarà un capolavoro. Intanto lui ci ha detto che a Campagnola c'era un porto fluviale, ci ha raccontato delle grandi famiglie, dei Venier, i Buzzaccarini, i Roberti, e che la famosa senatrice Merlin, quella delle case chiuse, era di Campagnola. Scusate, torno alla mia storia. Ecco, vi presento i miei compagni di ventura. Lui è Udino, persona incontenibile si direbbe. Diciamo che entra in sintonia con tutti ed è amante delle cose semplici e dirette. Lui gira in bicicletta da una vita, ma non è ancora arrivato a destinazione. Questo invece è Stelvio. Lui tra di noi è il pensatore. Medita prima di agire e qualche volta serve per portare un po' di sentimento al gruppo. E questo sono io. Dicono che ho la relazione sociale facile. Forse è vero. Mi piace andare all'osso delle cose e tirare fuori i pensieri che tutti facciamo, ma che non sempre abbiamo il coraggio di dire. Non sempre funziona, ma io sono fatto così. E chi mi conosce porta pazienza. Comunque, bando alle ciance. Noi tre abbiamo pensato che dopo 50 anni fosse venuto il tempo di tornare nei luoghi della nostra gioventù. E la nostra gioventù parla di Gares, una piccola località della Val del Bios, nella provincia di Belluno, e di un gruppo di ragazzi partiti da Campagnola. Ah, dimenticavo.
Scusate, questo è il mio ufficio. Da Matteo sono nate tante amicizie e si sono studiate grandi strategie. Eh sì, eravamo tanto giovani che lasciato il campetto da calcio scoprivano la montagna. Mi sembra di tornare indietro e vedermi con la bicicletta per le strade di Campagnolo. Oh Dino, andiamo da Matteo. Lascia letto aperto, dai. Andiamo qua. Ciao Janin. Ciao Janin. Oh, disgraziati, sono ancora qua, anche Stelvio che vi cercava. Mi bevo un'ombra. E Tio Dino cosa bevuto? Sì, dammi un'ombra che mi va. Allora che domani andiamo adesso. Tu chi? Quella di Stelvio? Ah, salute, salute. Ed eccoci ancora qua dopo tanto tempo, insieme ad ammirare la valle. Tutto sembra rimasto uguale, anche se noi siamo cambiati. Il silenzio, i pini, le vette innevate. È una sensazione strana. Non solo vedi quei luoghi, ma ricordi anche quello che provavi nel scoprire, nel rimanere stupito da tanta bellezza. Ci batteva il cuore, scoprivi la felicità e non pensavi ad altro che a quello che vedevi intorno a te. Quel Tabià, che sembrava non avere nulla, era invece per noi un rifugio bellissimo dove condividere i primi inconfessabili segreti e come entrare in una dimensione dove il tempo non ha più ragione di esistere. Varcavamo i confini di Canal d'Agordo, curiosi di tutto, avidi dell'avventura, felici di essere amici. Qui qua se non sbaglio siamo a Canale d'Agordo, obiettivo raggiunto.
Ma siamo sicuri? Gares? Sicuri? Sì, Gares. Tranquillo, sì. Manca un pezzo, Gares. Abbiamo tempo? Andiamo, dai, via. Dove venivo oggi? Neanche andiamo alla campagna. Dove venivo bene? A Gares. Bravi, buon viaggio, attenti che è freddo. Ciao, scusa. Siamo a Gares qui? Ciao, sì. Da dove venite? Veniamo da Campagnone. Ah, e dove si trova? Ma tu come ti chiami? Mi chiamo Esther. E voi? Odino, piacere. Io mi chiamo Berto, piacere. Io Stelvio, ciao. Ma si può campeggiare qui? Sì, si può campeggiare. È più avanti sulla sinistra. Ah, vabbè, ok, cioè... Va bene, dopo andiamo allora. Ciao. 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 Ciao! Che ragazzi strani. La baita di Gares è cominciata io nel 1965, dato che sono diventato matto per poter avere il permesso. La gente partiva qua, erano giovani, tutti quanti via per Bolzano a lavorare, fai muratore. Poi veniva qua sabato, pensavo noi laurea e tornava via lunedì mattina in macchina. Chiusa, finì il periodo dei campeggi rivolti a una località vicinissima, stesse montagne, però dal lato opposto, Gares. La più gran parte via. Prima di quasi tutti in Svizzera, dopo invece sono stati fuori a Bolzano e via, là, anche via qua per Moina, dentro per tutte le bande fascia, che nella qua e là, tutte le parti che viene murato, il campo di patate, e anche il grano turco, che era dei pezzi di cadusotto, che bastia a carra così. La torniera, il cielo idraulico, un po' di qua e un po' di là, prima non era niente. Mi è venuto un mese di fare una baracca per l'estate. E dopo cominciamo pian piano. Il Valchi mi ha dato al comune come legname e cosita. E non tira su. Prima si rende conto di fare il piano terra, ma dopo per l'inverno era una fatta su e faccio ora là, il bar là, mi tira giù l'acqua da Gares. L'acqua pian piano mi ha messo ancora la luce fuori dai.
E se ne prima avevano il gruppo elettrogeno e se no con la lampada a cardura i primi anni. A strappi come che si poteva. Adesso sembra tanta gente e poi adesso poi gli ha rivoluzionato tutto, non è più compagna di prima. Se risulta un posto meraviglioso perché vivevamo come che fossimo su un campo di scout, e cioè bisognava organizzarsi in tutto, organizzarsi nel preparare da mangiare, nel fare le pulizie e dopo che erano le escursioni. Inizialmente a trovare il posto ci stanno 3 persone, mi pare di ricordare Aladino Brugio, Flavio Brucinaro e Vinci Miotto. Una decina di ragazzi, qualcuno in età scolare e qualcuno lavorava. Tutto il seguito, camion, macchine, un sacco di persone perché gli era seguito genitori, amici eccetera eccetera. E il signore che doveva concedermi a casa si è impaurito talmente tanto che si scappa in casa se sarà in casa rifiutando qualsiasi altro dia. Il paese Garesse era un piccolo paese, è stato bruciato nel 1944 dai tedeschi, tutto completamente, e dopo l'ha rifatto. Alla ora, alla terra, alla campagna e alla buona, così insomma. Non era altre risorse che periodi. Tanta gente andava fuori all'estero, dove chi trovava lavoro, insomma, in poche parole. Bolzano e anche in Svizzera. Sì, abbiamo costruito la baita insieme nel 65. Siamo imbattuti in una signora Oliva, si chiamava Oliva, che ha offerto un fienie a cui però mancava il pavimento, che avendo al seguito con gli altri, in certo Ilario Righetti, con sé che aveva tutti gli attrezzi dell'attività che faceva fare in anni, si abbiamo messo a rimboccare le maniche e da mattina a sera che abbiamo lavorato per fare il pavimento di questo locale e si è venuto fuori una mansarda favolosa. La più famosa di tutte le escursioni che abbiamo fatto a Garesse è questa qui che siamo andati a Rifugio Rosetta in 2 giorni facendo la notte al bivacco Brunner. Era una zona anche dove l'esercito, in particolare gli alpini, faceva le esercitazioni. L'episodio di bivacco Brunner insieme a Rosetta, che abbiamo dormito da notte, abbiamo dormito là, a Aladino, che era uno del gruppo, che comincia a dire aiuto, aiuto, mi soffro sul bivacco, è piccolo e di conseguenza insomma siamo svegliati tutti quanti, porta fuori e che abbiamo dato della neve che era al bivacco fuori. Zona che durante la seconda guerra mondiale è stata oggetto di una rappresaglia nazista e questa valle ha tutta una sua storia per noi altri che eravamo giovani, si è creata delle amicizie sincere fra di noi altri che tuttora non si è slegate. Si creiamo non solo delle amicizie ma anche a reciproca conoscenza, ognuno vivendo assieme
egli era obbligato a fare qualcosa che normalmente non gli era abituato a fare né a vita normale né a propria casa, ma bisognava che facesse qualcosa in più per poter convivere con gli altri. È un'esperienza che ha un segno indelebile, si ricordi di tutti, e questo ne ha fatto amare la montagna più di ogni altra cosa, perché viverla sul posto per un mese intero Ad esempio ricordo molto bene l'ostarietta che c'era in centro a Gares, che era il cosiddetto posto telefonico, no? Dove dovevamo telefonare a casa, per cui l'unico telefono che era quello di questa ostarietta, e telefonavamo a casa se c'era qualche problema. Siamo tornati praticamente dopo tutti gli anni, appunto perché il fascino di sta valle, che era praticamente incontaminata all'epoca. Comunque il momento sociale nostro era più che altro la sera, quando si ritrovavamo sulla baita, intorno al caminetto col focolare acceso, dove si cantava, si beveva il caffè fatto con la moca e la grappa fatta in casa, la famosa snappa. Nel 1972 ne arriva un gruppo di ragazzi e hanno chiesto di potersi campeggiare là vicino alla nostra baita, e noi li abbiamo lasciati che si campeggi, insomma, che si tira là, insomma, in poche parole. Campeggiatori che arriva là era una roba nuova per noi. Siamo arrivati nel 72, dopo che si sta su Gerardo, Leo, con la compagnia sua, che ha aperto sto posto, trovato sto posto, Gares, e ora che è molto anche noi andiamo a vedere. E noi siamo andati, Robertino, Renato, e una generazione dopo. Tu sì che, non che lavorava, mica avevo, come fratello lavoravo in osteria, qua, avevo 17-18 anni. Renato cosa faceva? Faceva le sarte, non so, Alberto lavorava in fonderia, però vimmo le ferie, siamo da su, se abbiamo trovato andare su. Sono in montagna a provare di ritrovare anche me stesso, e questo, quando sono arrivato su sta baita con mele, sto posto incantevole, e il silenzio. Era il più spaventoso, mi aiutai anche in bar, mi fai il caffè, mi si rende anche un po' utile. E gli altri ricordo, sì che mi ricorda bene, se aveva bevuto 4 ombretti e dopo il cantea di gusto. Fintin di confidenza con Luisa, con Enzo, il padrone della baita. Ora è venuto su uno che faceva l'elettricista e ha detto: dai, proviamo a vedere se siamo buoni a mettere la corrente sulla macchina del caffè. Ho messo la corrente sulla macchina del caffè, facevamo il caffè, così mi ero arrivato a fare il barista. Luisa e Enzo, i miei zii, la prima volta che ne ho sentito parlare io ero in casa loro. Enzo aveva buttato là, sarebbe bello avere una specie di capanna, una cosa così da fare un caffè a quelli che passano. Era stata un'idea proprio partita da niente, riusciti a costruire un bar il primo anno del 1965, hanno inaugurato il bar. Io sono venuta a lavorare la prima volta in baita qui da zia Luisa nel 1972 e in Piandeggiare c'erano soltanto dei campeggi. In baita c'erano tutti questi campeggi, poi c'erano i soldati che facevano il campo estivo, il campo invernale, insomma era una cosa ancora molto...
lavoratori da campagnolo, spensierai per l'età che avevamo, dove che l'attrazione della montagna era un campeggio di Tose, da Bergamo credo, non mi ricordo. Queste Tosette anche ora, i primi sentimenti, i primi battiti del cuore, forse già si cominciava a innamorare. Questi ragazzi di Campagnola che ho avuto modo di conoscere perché venivano tanto in bar e soprattutto erano molto socievoli, molto simpatici. Che vado in mangiare con 900 lire al giorno, mi dava mezzogiorno e sera 900 lire al giorno. Conoscevo una che faceva la cameriera là, si chiamava Esther, era anche giovane, aveva 20 anni, 22, e un poco tutti quanti se abbiamo fatto attrarre. Campagnola è stato uno dei primi paesi che veramente porta i giovani ad andare in montagna, a conoscere il paese di San Martino, che neanche sentivano solo nominare da voce, neanche sapevamo cosa che era in montagna. Siamo partiti da qua, neanche era un gruppo di tosi che molto probabilmente si divertivano a giocare a Bayonne, correre a Sedrio, andare per i campi, perché non aveva altro pensiero, non era anche niente, la fame che era, e la miseria anche sotto il paese, però il fatto di andare in montagna, di trovarsi insieme e di divertirsi, il fatto che la mattina ti faceva alzare alle 4. Senza acqua, senza strada, senza telefono, senza luce. E allora hanno fatto i nostri sacrifici. E dopo pian piano si tira avanti, una volta si fa una roba, una volta si è messo la luce, una volta si tira l'acqua, insomma, in alla volta si tira avanti così, passando il tempo con la gente che ci aiutava, perché amici ne abbiamo sempre avuti tanti, così, con i figli che ci ha aiutato e non tira avanti così, lavorando. Adesso la baita è il mio figlio più vecchio che la gestisce con la sua famiglia. Ho bellissimi ricordi personali perché erano tanto vivaci sempre, tanto vivaci ma educati e innamorati del posto soprattutto, escursioni, loro erano sempre fuori, sempre a camminare, sempre dinamici, hanno visitato le montagne meglio che le persone di qua. Che ripenso a quei tempi, veramente credo di essere stato uno di fortunati, che ho seguito l'esempio di tanti giovani di Campagnola andare so che a Valle de Gares, che mi ha dato tanto, tanta gioia e tanto amore. Là ho cominciato a conoscere la montagna e ho capito che la montagna è dura e faticosa perché arrivare in cima bisogna fare fatica, e quando dite che fatica tanto perché si va in cima, c'è anche tanta gioia dentro di te, ti senti che il tuo cuore sia contento. Il Signore abbia in gloria Gianni Brusinaro, e io, quando era ai 4, bisognava alzarsi dal letto, non era santo, non puoi stare in letto. Bisognava alzarsi, e sento quanto è importante che si sta nel proseguo della vita, avere la forza di alzarsi e andare a camminare per 7-8 ore. Sta una roba che ne ha veramente fatto forza. Sul torrente, perché non era mia acqua, sul torrente acqua bella fredda, la gente diceva guarda che disgrazia cosa che fa, nudi sul torrente, e noi era la nostra bella roba, che roba. Quando a baita, dopo che è morito una volta, guarda che se l'avevamo, era mega messo sotto, sulla cantina, dove era la legna, la legnaia, mi ha messo un tubo, mi ha messo come una doccia che veniva fuori acqua. Tutti perché pur venendo dalla campagna hanno avuto subito un amore immediato per Gares, per le montagne,
loro le scalava tutti i giorni da un rifugio all'altro, una cima all'altra, però con una passione, anche con pochi mezzi probabilmente, perché non è che avessero tutte le attrezzature, le cose, ma sempre di buon umore, sempre fiduciosi e andavano e poi tornavano al pomeriggio stanchi morti e venivano a folcidarsi. Tanti anni, giochi ringrazia che siamo avuto ieri in un paesetto, non era niente, era il patronato, là se trovavamo i turni di Azione Cattolica, te trovavi al sabato, a domenica, a sera, però te dico, in negata opportunità di andare in montagna, e in montagna credo che se sti valori qua che abbiamo dell'amicizia, del volersi bene, si abbia formato su che anni, si abbia formato quando che gli altri siamo andati a gara. Abbiamo fatto questa invenzione, mia e Berto, che abbiamo detto guai che andiamo a vedere là, e siamo da su che abbiamo trovato la Esther, abbiamo trovato Luisa, abbiamo trovato tutti quanti che abbiamo detto che volessimo fare questa cosa. Mi sembra, era una cosa anche allora che si vedeva che doveva essere speciale sta persona, perché lui con chi che sia parlava, con chi che sia era sempre a disposizione per una mano e era una persona splendida, io lo vedevo così, sempre come fosse di nostri, insomma, sempre disponibili. Siamo stati tantissimi anni che non si vedeva, dopo 40 anni e più, Odino si è fatto vivo e così abbiamo incominciato di nuovo l'amicizia. Perché là, uno vuol dire, sai che sei qua? E avevo il paradiso, avevo tutto, il silenzio, e a cascata, e cime imbiancate a neve. E poi quando che andai a camminare, avevo il cuore che ne batteva, e ero sempre contento. E questo resta il valore grande che abbiamo ricevuto dalla montagna e da che avai. A me ha dato una soddisfazione immensa l'anno scorso quando si sono presentati, dopo più di 40 anni che ci eravamo visti, pur insomma così, sul momento veniva in mente solo il nome perché non è che si potesse avere, poi dopo ho avuto proprio tutto il flash di ricordi, di cose che mi hanno creato anche tanta emozione, una cosa che mi ha dato tanta emozione e sono stata veramente contenta, mi sono sentita ancora in sintonia con loro e li vedo volentieri. A distanza di oltre 40 anni siamo ancora qua assieme. I valori dell'amicizia sta fondamentali, quindi è negato da tanto, ma proprio perché si riusciva a vivere insieme con poco niente, con una scatoletta di carne simile, con una cioppa di pane, si andava via la mattina a borraccia piena di acqua, si cantava, si aveva gioia, ti venivi in casa la sera con i piedi gonfi e con i visighi, non importava niente, bastava mettere dentro sul torrente perché ti passava tutto. Quando siamo riusciti a organizzare questo gruppo di turchi che aveva visto tornare ancora a Garesse Negarà, un senso di comunità, di dire noi altri di Campagnone e il paese di Garesse da diventare un qualcosa, un tutt'uno. Un momento fantastico di vita vissuta veramente, una decina di ragazzi e siamo sempre stati tutti amici. Nel tempo appunto si è creato un rapporto fra i campagnolesi e la località di Garesse, quasi una forma di gemellaggio naturale, anche se non è nato anche qualche, come chiamiamo, avventura sentimentale, mi risulta, ma non lo so, conoscenza più tanto, mi fermo qua. E credo il fatto che conosciamo la nostra storia, che sta qui ad essere stati i pionieri, che sia un futuro nel cui che vuoi continuare queste esperienze che sono gratificanti, nel senso che è una zona di conquista, perché la vita della montagna è tutta una conquista. Vedere tutte quante le montagne, i paesaggi che non si era abituato a vedere, sta una cosa stupenda. Sta trovata questa baita che è stata fatta nel 65, nel 68 siamo da sui primi tosi, nel 72 siamo andati altri e siamo arrivati nel 2015, quasi 50 anni fa.
siamo guardare intorno e abbiamo detto qua, proviamo a mettersi insieme e andare su insieme una volta e rivedere se stava e se è cambiato. Siamo accorti che noi altri sì siamo cambiati perché siamo più vecchi, non abbiamo più capelli, però siamo accorti che a Vaese restava qua e di prima. Il silenzio è quello di prima, i pini e i cime è quello di prima. Niente da toccare, che è meravigliosa natura. Mi piaceva tanto la montagna, neanche diceva, mi piace la montagna, ma è vera montagna sento, e diceva. E dopo, ora parlando con i ragazzi, i compagnoni, ho detto se meglio che andiamo su delle montagne più alte, più montagne, per io l'altopiano non era una montagna che piacesse tanto. Perché io portavo a Asiago per via che stasse bene, che salute, no? E dopo che dice mamma, senti, mi trovavo via con i miei amici quando ti va in montagna, perché a Asiago mio padre adesso in campagna, io gli ero bravo a sciare, tanto e ringrazio tanto. Se sta bene a merito loro, le ricordava spesso queste persone e mi ringrazio infinitamente. Il canale d'Agordo diciamo che esiste prima del 1100 e abbiamo avuto sicuramente delle grandi vicissitudini. Il canale d'Agordo è anche circondato da diverse frazioni, a cominciare da Gares, poi Fregona, Feder, Carfon. Qui siamo a metà della valle di Gares. In fondo al paese c'è Gares, che è ancora più importante, si può dire, di Canale d'Agordo negli anni 1400 così. Il paese di Canale d'Agordo ha origini antiche, per un certo periodo si è anche chiamato Forno di Canale per via che dal 1300 al 1700 c'è stata un'intensa attività mineraria. Alla fine del 1300 fino al 1748, principalmente in fondo alla valle di Gares, c'è stata una florida ed intensa attività. Estraeva principalmente il rame e il ferro, ma soprattutto il rame. L'immigrazione si è fermata durante la prima e la seconda guerra mondiale e ha ripreso dopo la seconda guerra mondiale. Tornavano poi, questi immigranti quando d'inverno tornavano, andavano a fare la legna, era un lavoro duro perché dovevano farla durante l'inverno. E devo dire gente abituata a lavorare, gente abituata a fare sacrifici. È solamente adesso che le cose vanno un pochino meglio, ma per tanti anni hanno veramente fatto dei sacrifici per sopravvivere in queste zone e non è poco. L'industria ha permesso lo sviluppo nel paese che è stato il centro economico, religioso, civile e politico di tutta l'intera valle del Biois. I mondini stessi hanno lasciato come ricordo del loro passaggio, chiamiamolo così, la bella chiesetta di Gares.
Sono nati anche qui una serie di personalità importanti, non soltanto a Canale d'Agordo, ma a Falcade, a Caviola, a Vallada, che formavano insieme la Pieve di Canale d'Agordo, un'istituzione nata nel 1400 e che raggruppava questi paesi, che erano 6 regole, in un'unica entità religiosa. Da Possa, che è stato un poeta contadino vissuto nel Settecento, e quando diventò vecchio si scrisse da solo un epitaffio: morì pieno di debiti e fallito, fu matto finché visse, ora è guarito. Beh, io sono nato qua a Canale, mio papà aveva un panificio ancora anni 50 e noi abbiamo sempre portato noi pane. Perché Canale ha avuto la fortuna di aver dato i natali a Papa Giovanni Paolo I, a Albino Luciani. E della storia di questa zona ha creato certamente anche dei sentimenti di comprensione tra la popolazione della montagna e la popolazione della pianura. Negli anni 60, 55-60, no? Quando venivano le grosse nevicate, che non c'erano i mezzi di adesso, la gente di Gares partiva da qua a piedi, no? E era chiamato il piolet. Praticamente quelli di Gares partivano da Gares verso Canale, quelli di Canale verso Gares, e aprivano la strada col badile. Ci rendiamo conto quante ore ci mettevano. Addirittura quando c'erano metri di neve facevano degli scalini, uno passava la neve all'altro e l'altro passava la neve a quest'altro, e aprivano la strada per dire la gente come era attaccata una volta. Paesi piccolini che comunque hanno sempre dato delle personalità. Non dimentichiamo Don Antonio della Lucia, che è stato un sacerdote che ha messo in piedi intanto per primo la biblioteca circolante, cioè passava proprio con un carretto con dentro i libri proprio per cercare di istruire la gente, e poi ha messo in piedi la prima latteria d'Italia, la prima società cooperativa latteria d'Italia. Canale d'Agordo è stato un paese di vari primati, citavo prima la prima latteria cooperativa d'Italia, il primo asilo rurale della provincia di Belluno, ma c'è stata anche la prima birreria. Fare un augurio a tutti gli amici di Campagnola, perché questa amicizia che è nata tra Campagnola e Canale d'Agordo diventi un'amicizia tra la pianura e la montagna, proprio questo gemellaggio possa portare come frutto l'apprezzamento reciproco. Avendo saputo che questa comunità di Brugine è interessata alla nostra zona, che poi tanti anni fa questa gente è venuta, ha abitato qui da noi, questo mi fa molto piacere. Anzi, aggiungo un'altra cosa, venite a trovarci che magari, non so, riusciamo a instaurare un rapporto più profondo, ci scambiamo le varie opinioni, i modi di vivere, ne parliamo, mangiamo qualche cosa insieme che non fa mai male, e io vi aspetto. Brugine e la sua frazione Campagnola è un paese, come dice il nome stesso, legato alla campagna e al suo territorio. Campagnola è famosa per essere il paese dei commercianti. Fa estremamente piacere ricordare quello che è il nostro passato e quelle che sono le nostre tradizioni, e soprattutto quello che vuole dimostrare questo documentario, questo film. La storia di ragazzi che un tempo
non avevano quelli che abbiamo noi adesso, non avevano cellulari, non avevano telefoni, non avevano tablet, computer, non avevano mezzi di comunicazione. Due comunità che vivono negli stessi valori, cioè il rispetto per la natura, la conoscenza del proprio territorio, il rispetto e l'amore per il proprio territorio. E questi ragazzi che sono partiti da Campagnola sono stati veramente dei precursori e hanno aperto la strada anche a quelle che dopo sono state le future generazioni. Come primo cittadino del comune di Brugine, ma soprattutto di quella che è la protagonista, la frazione di Campagnola, voglio portare i saluti a tutta la comunità di Canal d'Agordo. Sono felice che sia nata questa iniziativa che ricorda e che può aprire nuove frontiere per nuovi incontri tra le due comunità. Sarebbe bello magari aprire anche un gemellaggio tra i due paesi. La pittura mi ha dato moltissimo, come la letteratura, scrivere, come la scultura. Mi ritengo l'ultimo di questo pianeta, no? Però tra l'ultimo e il primo io trovo molto spazio, no? Quel spazio che mi dà la possibilità di lavorare senza togliere niente al primo. Dentro di noi abbiamo una parete, un muro, quel muro che per entrare dobbiamo e si deve sgretolare, perché il fatto esteriore, vedere un paesaggio, vedere una pianta, una casa, una vigna o la stessa montagna, è una cosa già costruita, già vista. E quello che non vedo mi appartiene. E di non perdere mai quel senso di ragazzo, di bambino. E di spegnere il televisore se è possibile, di spegnerlo e accendere un libro, come diceva Mario Rigoni Stern. Grazie. Un applauso. Verso Padova,
Dopo un pranzo meraviglioso, una giornata passata. Alla fine del nostro viaggio possiamo dire che abbiamo ritrovato una cosa preziosa che pensavamo di aver perso. Quella cosa che dà un senso alla nostra vita perché la riempie ogni giorno. Quella cosa che non costa niente, ma che sostiene la tua giornata. Quella cosa che quando la perdi non puoi far altro che rimpiangerla. È quella cosa che è un tutt'uno tra l'amicizia e l'ambiente che ti circonda. È quella cosa che starà per sempre nella passione di quei ragazzi, diventati uomini e donne, in una valle meravigliosa, a conquistare quella vetta che non è altro che la vita.